In quanti secondi siamo capaci ormai di liquidare decine di morti e centinaia di feriti e di parlare d'altro? Questo secondo me è il nocciolo del problema, perché alternative possibili esistono, credo anche che Emergency nel suo piccolo lo faccia e credo che questo sia l'unico approccio che ci può portare un pochino più distante dal baratro a cui ci stiamo avvicinando a lunghe falcate, insomma. Buonasera, buonasera e ben ritrovati, è bello rivedervi qua nuovamente. E grazie, sempre grazie per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio insieme a noi. Benvenuti quindi, benvenuti al primo incontro della rassegna nostra culturalmente, che ormai è giunta al terzo anno. Grazie a Elisa, la libraia, e al gruppo Emergency di Budoni presenteremo il libro purtroppo postumo di Gino Strada. A condurre la presentazione sarà la poetessa Rosalba Sacca, nonché per tanti anni volontaria di Emergency. Quindi io vi auguro buona serata e buon ascolto. Mi ero seduto al computer tante volte, ma mi sembrava di girare a vuoto, di non avere la giusta ispirazione, o meglio, non trovavo una motivazione sensata per mettere sulla carta quello che mi passava per la testa e finivo per abbandonare quello che avevo scritto senza tanti rimpianti. Mi dispiaceva però, perché mi sembrava di lasciare qualcosa in sospeso, qualcosa di incompiuto. Alla fine Simonetta mi ha spinto a tirare le fila di quello che ho visto e di quello che ho vissuto. Non un'autobiografia però, un genere che non fa per me, ma quello che ho capito guardando il mondo dopo tutti questi anni in giro. Questo libro allora, a partire dalla decisione di scriverlo, lo devo a lei, a Simonetta, alla sua capacità di interessarsi sempre alle cose importanti e anche alla sua tenacia che mi hanno fatto tornare la voglia di raccontare e di raccontare soprattutto ai ragazzi, a Leone, a Pietro, i più giovani della famiglia, che magari si stancherebbero di ascoltare i discorsi di un vecchio, ma si leggeranno ogni tanto una paginetta la sera prima di dormire. Premessa, generalmente preferisco parlare a braccio, però siccome è necessario dare continuità con le letture che farà Paola, ho preso degli appunti, altrimenti mi conosco, apro 1000 parentesi e non finisce più. Allora, dal mese di febbraio ai primi venti di guerra tra Ucraina e Russia mi sono venuti incontro quasi contemporaneamente 4 volti, i volti di 4 costruttori di pace, volti che oggi non ci sono più. Ho pensato a padre Ernesto Balducci, a Tiziano Terzani, a Gino Strada e a Teresa Sarti. È quasi naturale che accada. Ognuno di noi cerca conforto nelle persone che hanno influenzato positivamente la propria vita, indicando una via, non una via qualunque, ma la via, che è quella che conduce alla pace. Loro hanno saputo farlo in maniera ineccepibile, e non solo a parole, ma con il loro esempio di vita. Più volte ultimamente, e continuo a domandarmelo, mi sono chiesta che cosa avrebbero detto e fatto. È vero che le parole del Papa, di padre Alex Zanottelli, di Don Ciotti, del fisico Carlo Rovelli sono per me, che ripudio la guerra, balsamo e speranza. Ma l'assenza dei 4 costruttori di pace inizialmente citati pesa come un macigno. Andavo a letto triste e mi risvegliavo angosciata, ma non scherzo, mia figlia infatti mi ritroverava, sempre più angosciata, perché non scorgevo e non scorgo ancora oggi nessun tentativo di mediazione,
nessuno sforzo per porre fine ad un conflitto che continuerà e causerà sempre più lutti, distruzione, sofferenza e che, se anche dovesse finire domani, ci segnerà per un tempo che non so definire e che non sarà breve. Ci saranno ancora lacrime e sangue, e non solo per la terra ucraina e russa. Poi mi è capitato tra le mani, come dono graditissimo da parte di Elisa, il libro postumo di Gino Strada, Una persona alla volta, ed ho rimesso La speranza a capotavola. È un libro di una attualità che sconcerta, un libro che continua a portare avanti in maniera significativa e forte la voce di Gino Strada, la sua sana e giusta indignazione. Un libro che parla alle coscienze, che ci pone ancora una volta davanti alle nostre responsabilità, che ci interroga sulle priorità da darci come società. A chi come me, come lui e come tanti di noi ripudiano la guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali, un coro assordante di voci risponde: avremmo dovuto accettare che l'invasore distruggesse la nazione invasa? Ecco come risponde Gino Strada ad un interrogativo simile. Se un dittatore opprime il suo popolo, dobbiamo lasciarlo fare? Ma se c'è un genocidio, non dobbiamo intervenire anche ricorrendo alla forza per fermarlo? Potrei continuare con il repertorio di chi si è arreso all'idea della guerra, di chi la difende, la giustifica, di chi la decide e di chi la fa. Queste domande però hanno già ricevuto una risposta. Sappiamo esattamente che cosa è stato fatto finora, quale scelta è stata compiuta molte volte negli ultimi decenni, e la risposta è sempre la stessa: la guerra. In un paese, l'Afghanistan, si nasconde un terrorista di nome Osama Bin Laden, mandante degli attacchi dell'11 settembre, e quindi si bombarda il paese, si radono al suolo villaggi, lo si occupa militarmente per 20 anni, spendendo miliardi di euro per fare la guerra al terrorismo. Saddam Hussein non è più un alleato affidabile? E allora si inventano le prove che lo identificano come un pericolo, e il segretario USA agita provette per l'esame delle urine al palazzo dell'ONU, spacciandole per armi chimiche. Infine si bombarda l'Iraq e lo si occupa militarmente. Gheddafi in Libia non è più l'amico che fornisce petrolio a mezza Europa? Nessun problema. Si bombarda, si forniscono armi ai suoi nemici, gettando nuova benzina sul fuoco della guerra. Ogni volta la stessa risposta, la stessa scelta. Chi ha diriso il movimento per la pace accusandolo di non sapere offrire alternative non si è mai fermato a riflettere sulle conseguenze delle sue scelte. E allora verrebbe da chiedere: com'è andata con la scelta ripetuta della guerra in tutti questi anni? Come vivono oggi le persone in Afghanistan, in Iraq, in Libia, in Siria e in tutti gli altri luoghi devastati dalle guerre? Che cosa hanno da mangiare? Possono studiare? Ricevono le cure di cui hanno bisogno? Quanti morti hanno dovuto piangere? Quante sofferenze sopportare e quanto orrore hanno dovuto vedere? Non ne ho mai sentito parlare da politici e da militari. La vita, la dignità, la libertà, la sofferenza e la morte delle persone sembrano argomenti minori e anche rispettabili, ma sostanzialmente marginali per chi si sente sulle spalle l'arduo compito di sovrintendere i destini del mondo. Dopo tutti questi anni di guerra, la sola realtà
La sola verità inespugnabile è che quello strumento, quella scelta, ancora una volta, non ha funzionato. Non c'è bisogno di avere principi etici intransigenti, né visioni politiche né economiche, per capire che la guerra come strumento non funziona. Basta un minimo di intelligenza, basta solo guardare le cose in modo obiettivo e senza pregiudizi. Chi ricorda la guerra per far finire tutte le guerre del presidente Wilson? Era il 1916. Allora Gino Strada ci pone una domanda non da poco. È possibile un mondo senza guerre? È possibile un mondo senza guerra? La guerra c'è sempre stata, risponde qualcuno, ma il fatto che la storia sia stata segnata da innumerevoli conflitti non dimostra che la guerra sia inevitabile, né che un mondo senza guerre sia destinato a rimanere un sogno. La pratica della guerra è una situazione di fatto, non una necessità. E per cambiare questa situazione di fatto, dobbiamo imparare a pensare in modo diverso. Perché finché resterà una opzione possibile per risolvere le nostre controversie, la guerra continuerà a essere di fatto la prima opzione. Come medico, potrei paragonare la guerra al cancro. Che il cancro continui a tormentare e a uccidere molti di noi non significa che gli sforzi della medicina siano inutili. Al contrario, è proprio la persistenza della malattia a spingerci a cercare con ancora più determinazione il modo di combatterla. In tutti i luoghi e le culture del mondo, l'uccisione volontaria di un essere umano è considerata un crimine ed è perseguita ed è punita. Non solo è vietata dalla legge, la repulsione all'idea di uccidere è talmente cresciuta che è stata interiorizzata in ciascuno di noi. Dobbiamo allora iniziare a vedere la guerra per quello che è realmente, l'uccisione volontaria di tanti esseri umani. Non importa quale sia la ragione o la causa di un conflitto, è lo strumento guerra a essere un crimine. Eliminare l'ipotesi della guerra dagli strumenti che regolano la convivenza umana è la scelta più razionale, più realistica e sicura per i cittadini del pianeta, ma non possiamo aspettarci che lo facciano perché hanno sempre e comunque votato a favore della guerra. Dovremmo impegnarci noi in prima persona per buttare la guerra fuori dalla storia. Tocca a noi agire prima di ritrovarci in mezzo ad altri morti e ad altro dolore. Possiamo parlarne come di un'utopia. Si usa spesso questo termine con un tono di sufficienza, come si fa con i sognatori o con i mezzimati. Ma utopia non è il nome dell'assurdo. Utopia è il nome dei desideri, delle idee, dei progetti che possono diventare realtà. Fino a 2 secoli fa c'era chi pensava che l'abolizione della schiavitù fosse un'utopia. Possedere schiavi allora era considerato vantaggioso per organizzare la società economica. Ma un grande movimento che ha coinvolto per decenni centinaia di milioni di cittadini ha portato all'abolizione della schiavitù nelle nostre leggi e nelle nostre coscienze. L'ha fatta diventare un tabù. Esistono, è vero, ancora forme di schiavitù, ma quasi ovunque la schiavitù non è più la regola del mondo. 60 anni fa negli Stati Uniti era un'utopia l'idea di cancellare la segregazione razziale o anche solo di pensare di candidare un sindaco nero. In 44 anni l'impensabile è diventato possibile e un uomo di pelle nera è stato eletto presidente, acclamato da elettori neri e bianchi insieme. L'utopia può
può avere un passo imprevedibilmente veloce. Allora, spesso mi viene, quando vado in crisi, perché vado in crisi, visti i tempi, cerco su YouTube i video di padre Ernesto Balducci. Mi ha cambiato la vita e ogni volta gli acquisto fiducia. In una omelia particolarmente toccante disse: tutto decide la nostra scelta di vita. Se tu scegli di vivere facendo centro su di te, hai voglia a studiare, hai voglia di diventare un luminare universitario, un premio Nobel, non capirai nulla. Ma se tu scegli, decidi di vivere ponendo il centro di te, fuori di te, nel mondo, tra le creature, lì è la vera sapienza. Ma questo non è un dono precisa che si ha nelle accademie universitarie, si ha per partecipazione e noi dobbiamo tenerci pronti a queste occasioni quando la sapienza busserà alla nostra porta. Pensiamoci, tutto decide la nostra scelta di vita. Dovremmo domandarci: io che faccio nel mio piccolo per porre il centro di me fuori di me? Personalmente ho scelto di fare l'insegnante elementare. Sinceramente l'ho fatto per imitare mio padre, del quale ero perdutamente innamorata. Però poi ho capito, crescendo, che sarebbe stato il mestiere che mi avrebbe permesso di stare in mezzo ai sorrisi. Infatti io andavo a scuola col sorriso e uscivo col sorriso per 40 anni, è vero Mali? E quindi ho sempre posto, e qualche alunno appunto che è presente può darne testimonianza, la poesia al centro dell'azione didattica, è ovvio, però soprattutto la pace. Poi ho fatto per tanti anni la volontaria di Emergency quando ero giovincella, perché adesso affanno, però continuo a scrivere nel mio profilo, nel mio sito e parlo soprattutto ultimamente di pace, anzi avevo lanciato un'iniziativa che non è stata accolta. Chiedevo che proprio all'inizio della guerra che le varie, perché ho tantissime amicizie, che però chiedevo che ognuno mettesse una frase al giorno di Gino Strada, no? Visto che lui non c'è, sarebbe stato secondo me potente come discorso, l'ha fatto soltanto qualcuno. Però un amico della Nuova Sardegna, un caporedattore, si chiama Luciano Miras, che già dai primi mesi, dal primo periodo, allo scoppio della guerra, nel suo blog sta portando avanti ancora oggi un'iniziativa particolarissima, intitolata Non Querimus Guerras, la voce dei poeti. Quindi tutti i poeti della Sardegna e non solo partecipano con i loro versi e si porta avanti questo tipo di discorso. E ho notato che Luciano Piras, che io stimo moltissimo, senza saperlo, si è messo sulla scia di Tiziano Terzani, che nel suo libro Un indovino Medisse, chi non l'ha letto lo legga perché anche questo è un libro che cambia la vita, scrive: scorgendo l'ombra di isole lontane, me ne immaginavo una ancora abitata da una tribù di poeti tenuti in serbo per quando, dopo il medioevo del materialismo, l'umanità dovrà ricominciare a mettere altri valori nella propria esistenza. Tutto, ripeto, dipende dalla nostra scelta di vita. Sempre
A proposito di scelte, non è un discorso che ho fatto a caso adesso, non è che ho fatto un riferimento casuale anche a padre Ernesto Balducci, l'ho fatto perché ne parla Gino Strada in questo libro. A proposito di scelte, Gino Strada così scrive: secondo l'Istituto Svedese di ricerca sulla pace, nel 2020 la spesa militare globale ha continuato a salire sfiorando i 2.000 miliardi di dollari. Il bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è poco più di 2 miliardi di dollari, cioè lo 0,10%, ripeto, 0,10% di quanto si spende per le armi. Mentre il PIL mondiale calava a causa della pandemia, la quota della spesa militare è aumentata in molti paesi. Ogni F-35, cioè uno solo, costa 135 milioni di euro, e cioè quanto allestire 1000 posti letto in terapia intensiva. E quindi basta scegliere, non è difficile. Un ragionamento semplicistico, dirà qualcuno, già gli impegni internazionali, gli equilibri geopolitici e persino i posti di lavoro vengono evocati da decenni per dire che no, non è possibile togliere soldi alla guerra. E invece un modo diverso di vivere su questo pianeta è possibile. È possibile vivere in una società che rispetta alcuni principi che sono indiscutibili e non negoziabili: i diritti umani. Non è una questione di risorse che mancano, ma di scelte che non si fanno. La vita delle persone o la guerra? La salute, l'istruzione gratuita, un lavoro dignitoso o fame e sofferenza per molti? Non è troppo tardi per andare in una direzione più giusta. Non lo faranno di certo i nostri governanti, non lo faranno i politici. Spetta a noi, in quanto persone, e non in quanto cittadini di questo o di quel paese, ma in quanto persone che si riconoscono semplicemente come membri della stessa specie. Spetta a noi invertire la rotta per evitare la sofferenza di centinaia di milioni di esseri umani. Non è troppo tardi per far sentire la nostra voce di cittadini del mondo. Oggi ho sentito Gino Strada, e lo scrivo anche nel libro, affermare: io non sono un pacifista, sono contro la guerra. Io inizialmente mi domandavo, ma non è una contraddizione? Boh. Ci ho pensato bene, perché certamente non poteva essere detta una frase così a caso, e ho capito. Dietro la parola pacifista si nascondono tutti. Tutti dicono di essere dei pacifisti, e poi cosa fanno? Votano in favore delle guerre, cioè le chiamano esportazione della democrazia, come le chiamano anche missioni umanitarie, no? E poi costruiscono le armi e le mandano o le regalano. Sentiamo cosa scrive Gino Strada a proposito del suo essere appunto contro la guerra. Cioè questo libro, ecco perché mi ha meravigliato moltissimo, perché sembra scritto per commentare la situazione attuale. La macchina della propaganda l'hanno messa in atto subito. Vediamo cosa dice Gino Strada a questo proposito. Allora, il 7 ottobre del 2001 è stato il giorno in cui ho capito di non essere pacifista, ma di essere semplicemente contro la guerra. Non so perché sia successo proprio in quel giorno, forse solo perché prima o poi arriva il momento di dire basta. Dopo anni passati tra i conflitti mi sono scoperto saturo di atrocità, del rumore degli spari e delle bombe. E lì
In Afghanistan, dove avevo vissuto per tanti anni operando feriti, non ce l'ho fatta più a sopportare l'idea di una nuova guerra. Così, alla vigilia di un'altra ondata di sofferenza e di morti, ho detto il mio no. Basta con la guerra. Basta uccidere, mutilare, infliggere atroci sofferenze ad altri esseri umani. Così tutta Emergency si era mobilitata subito insieme alle altre organizzazioni per impedire la partecipazione dell'Italia alla missione militare in Afghanistan. Uno schiaffo alla Costituzione e a qualunque logica. Avevamo fatto manifestazioni e appelli, avevamo diffuso un segno di riconoscimento per rendere visibile il dissenso di chi non si sentiva rappresentato dalla votazione scellerata del Parlamento italiano. La macchina della propaganda però si era già attivata in favore della lotta al terrorismo, sostenendo con grande disinvoltura la necessità di fare giustizia e difendere i diritti umani senza badare tanto al fatto che la guerra è essa stessa terrorismo legittimato. Ingiustizia assoluta, violazione irrimediabile di ogni diritto. Qualsiasi possibilità di dibattito si chiudeva immediatamente. Davanti ad ogni obiezione, le reazioni erano per lo più accuse di essere traditori dell'Occidente e amici dei terroristi. Al massimo potevamo aspirare al rimbroto paternalistico di chi ci trattava come bambini che vogliono sedere al tavolo dei grandi, su caro adesso vai a giocare. E poi c'erano quelli che, e allora cosa avreste fatto voi contro i nazisti? Ogni appello all'umanità e alla ragionevolezza cadeva nel vuoto. Infatti volevo chiarire, per concludere il pensiero di prima, per essere pacifista, come dichiarano tanti di esserlo, è meglio togliere gli equivoci e dire chiaramente sono contro la guerra. Allora, è possibile per un medico che opera in zone di guerra essere neutrale? Gino Strada risponde così. Lavorare in un paese in guerra è sempre difficile. È impossibile trovare una regola perché le situazioni sono sempre diverse e bisogna dialogare, capire. Anche nei momenti di grande tensione e di paura bisogna insistere, ricominciare, a volte correre contro il tempo, perché in una guerra gli umori, gli stati d'animo cambiano di continuo. Rispettare alcune condizioni semplici ma importanti aiuta. Innanzitutto, curare bene le persone. Questa è la prima garanzia, perché se le persone sanno che per loro e le loro famiglie il tuo ospedale è una risorsa vera, saranno pronti a difenderlo se e quando servirà. Quantomeno ci penseranno 2 volte prima di farti un danno. Poi, qualunque cosa accada, devi sempre ricordarti che quella non è la tua guerra. Non puoi permetterti di schierarti, neanche quando vedi le cose peggiori, perché le tue possibilità di azione diminuirebbero drasticamente e altrettanto drasticamente aumenterebbero i rischi. C'è per me una motivazione anche personale, un ribrezzo per le conseguenze della guerra, i morti e i feriti, e mi ha sempre impedito di parteggiare per uno qualsiasi dei contendenti. Infine, devi essere indipendente, sempre. Significa che devi tenere separati i tuoi obiettivi da quelli politici, da quelli militari, da quelli economici di chi hai intorno. Volevo raccontarvi anche a questo proposito un episodio tratto da Papa Galilei, secondo me Ali te lo ricordi. Allora, uno si chiamava proprio Ali e l'altro Merito, siamo in Afghanistan e appartengono a 2 fazioni diverse e sono ricoverati nella stessa stanza. Il clima è tesissimo, ognuno vorrebbe andare in un'altra, cioè lontano da quello che considera nemico. Gino Strada si siede vicino a loro e dice: io non so niente di questa guerra, però tu sei paralizzato, a te manca un braccio
penso che il vero nemico sia la guerra, non vi pare? Non a caso poi questi diventeranno anche amici. Allora, bellissima questa parte del libro dove Gino Strada immagina di dare, se fossi stata ancora a scuola avrei chiesto ai miei alunni, disegna il volto della guerra, avrei chiesto. Se lo chiede anche Gino Strada, si chiede: la guerra può avere un volto? Ecco cosa risponde. La guerra per me ha sempre avuto la faccia di un uomo stravolto dalla sofferenza, il rosso caldo del sangue e la puzza di bruciato. Così mi si è presentato più o meno in tutti i posti dove sono andato a curare le vittime. Cambiavano i tratti somatici, la lingua, ma le urla di dolore e l'angoscia erano sempre le stesse. La guerra, il tratto di Guernica, svisi sfigurati dalla disperazione, paura, corpi straziati, la madre che tiene il figlio senza vita tra le braccia e maledice il mondo. Quante donne ho visto abbandonarsi alla disperazione per un figlio ucciso. La guerra però può avere anche l'aspetto appena accudito di un prato all'inglese, disseminato di migliaia di croci bianche. Allora, le cose da dire sarebbero tante, ma non si può. Però è necessario ricordare quello che ci ricordava sempre Gino Strada, e cioè che il 90% delle vittime sono civili. La gente si meraviglia oggi, hanno ucciso 6 civili. Il 90% delle vittime sono civili, è sempre stato così. Ecco, per questo bisognerebbe evitare di utilizzare lo strumento guerra. E che poi la prima vittima di ogni guerra è la verità. Abbiamo quasi concluso. La postfazione è di Simonetta Gola, seconda moglie di Gino Strada, curatrice del libro. Bellissima questa sua considerazione, mi ci sono ritrovata anch'io quando ho messo mani al libro di mio padre postumo. Lei dice: quando è arrivata la tempesta, scrive fra le altre cose, riprendere il filo delle tue parole mi ha aiutato a tenere la testa fuori dall'acqua. Parafrasando questo pensiero, posso affermare che anche per tutti noi che guardiamo nella stessa direzione di Emergency, leggere e rileggere questo libro servirà a tenere la testa fuori dall'acqua, nella consapevolezza di aver ricevuto in eredità un gran bel sogno che prima o poi, attraverso i nostri passi, le nostre braccia, la nostra tenacia, potrà e dovrà realizzarsi. Allora, stiamo arrivando alla conclusione. Termino con 2 significativi ricordi di Gino Strada. Il secondo ricordo ha una particolarità, scoprirete poi perché. Una sera mio padre mi raccontò una storia che per me è ancora la storia della guerra nella mia città. Il 20 ottobre 1944 un bombardiere americano scaricò 80 tonnellate di esplosivo sul quartiere di Corla, poco distante da Sesto. L'obiettivo era per appunto la Breda, la fabbrica dove lavorava il padre. Ma ci fu un errore di trascrizione o di interpretazione delle coordinate in codice e quando il pilota si accorse di non poter riprendere la direzione giusta, aveva già tutte le bombe innescate. Invece di scaricarle nelle campagne della Bassa, decise di lanciarle lì, in un quartiere abitato. Una delle bombe colpì la scuola elementare Francesco Crispi, morirono 184 bambini, 14 insegnanti, la direttrice, 4 bidelli, un'infermiera. 614 morti in un quartiere. Anni dopo, mentre ero in Afghanistan, un mattino arrivò in ospedale un'intera classe, 23 bambini fra i 10 e i 12 anni. Venivano da Sirovi, a un'ottantina di chilometri da Kabul. Un razzo era caduto sulla loro scuola, ma nella violenza brutale dell'esplosione erano stati più fortunati.
Erano feriti ma vivi, tutti tranne uno. La guerra non guarda mai in faccia a nessuno. Mio padre mi parlava ancora, come 40 anni prima. Allora, quando Teresa e Gino vennero a trovarci in classe, le foto sono un breve riassunto, avevamo portato già dalla seconda elementare un lavoro su Emergency, mi era arrivato come dono da parte di mio figlio il suo libro Pappagalli Verdi. Mio figlio passeggiava a Pisa casualmente, vede questa presentazione del libro, allora Gino Strada non era famoso, era il 1999, Emergency era già nata, però poco diffusa la questione. E questo libro mi prese moltissimo e quindi cominciai a leggere, seconda elementare, e vabbè erano già abituati a Neruda, a Garcia Lorca, ai miei alunni. Quello dell'incontro con Gino Strada e Teresa Sarri. Insomma, prima di salutare i bambini scrissero: Alice, vieni tu, la volta che c'era Gino Strada non hai avuto il coraggio di leggere, leggilo tu, vieni, dai vieni, leggi il biglietto che ci ha lasciato. E va bene, la volta però te ne sei pentita amaramente, no? Ora fatti coraggio e vieni. Ovviamente lei è l'alunna, timida ieri, dai, va. No, questo è quello che c'è scritto Gino Strada. Grazie per averci ospitato nella vostra classe. Capire la guerra è molto facile. Questa mattina voi eravate in 23, proprio come i bambini bombardati nella loro scuola a Siropi. Quanta umanità fa perdere la guerra. Grazie di esserci, Teresa e Gino. Budoni, 20 settembre 2002. Allora, praticamente abbiamo concluso, sì, grazie Ali. Praticamente abbiamo concluso, però prima di terminare il tutto io devo ringraziare non soltanto tutti i presenti, grazie mille davvero, ma soprattutto io ce l'ho questo, no? Che per alcune persone sento un'empatia particolare. Peppino Canneddu, il più presente è Peppino Canneddu, che è sempre presente nei momenti che contano. Ci siamo, grazie Peppino e grazie a tutti. Allora, buonasera a tutti, parlo come volontaria del gruppo Emergency di Budoni, quindi parlo a nome anche delle altre volontarie che questa sera sono qui presenti, poi ce ne sono anche molte altre che oggi non ci sono. Volevamo chiaramente fare un ringraziamento alla biblioteca e a Maestra Rosalba che ci hanno dato l'opportunità di essere qui questa sera per presentare un libro a noi carissimo, a noi volontari soprattutto molto caro, perché leggere questo libro per noi che abbiamo conosciuto Gino Strada è come averlo vicino e sentirlo sempre parlare e darci i suoi consigli. Vi consiglio di leggerlo perché è veramente molto interessante. Il ricavato di questo libro va ad Emergency e quindi noi come volontari siamo qui anche per quello. Ci farebbe anche piacere, noi siamo un gruppo piccolino però abbastanza attivo, se qualcuno di voi si vuole avvicinare anche per sapere che cosa facciamo, che cosa non facciamo, abbiamo la nostra sede presso l'Impiddu all'ex scuola elementare e a breve faremo il 25 giugno presso San Gavino in un salone, faremo una cena e il devoluto sarà anche in questo caso dato ad Emergency. Non voglio soffermarmi nel libro perché Rosalba è stata bravissima e anche Paola a raccontarci il libro, quindi ancora una volta ringrazio e grazie a tutti. Io credo che invece convenga continuare a riflettere sui morti e feriti perché credo che siano l'unico contenuto della guerra. Del resto, cioè di quale regime sostituirà il regime precedente,
di chi sarà il vincitore di turno, almeno per qualche istante o per qualche mese, non ci trovo grande fascino a discuterne, non mi interessa neanche molto. Quello che mi sembra importante è che incominciamo tutti quanti a cercare di pensare e di confrontarci per vedere se per caso tutto quello che abbiamo dato per scontato su questo argomento della guerra non sia suscettibile di essere rimesso e rivisto e non si riesca invece magari a disegnare anche alternative possibili. Perché alternative possibili esistono, io credo, esistono già oggi, sono praticabili, sono sperimentabili. Credo anche che Emergency nel suo piccolo lo faccia. E credo che questo sia l'unico approccio che ci può portare un pochino più distante dal baratro a cui ci stiamo avvicinando a lunghe falcate, insomma. Per Gino Strada. Guardo più in là e ti vedo, immerso nel tuo dare, nella tua folle corsa, nella poesia di un sogno, ora ci sono anch'io. Uno straccio di pace. Nel mio sogno non c'è l'arsura di denaro, la voglia di apparire, il diamante nel dito, l'accumulo di tutto. Nel sogno di mio padre, nel mio sogno di madre, nel tuo sogno di figlio c'è soltanto uno straccio di pace.